I giovani liguri in cammino verso Roma per incontrare il Papa in vista del Sinodo, iniziato da Rapallo un pellegrinaggio che ha toccato diverse località del Levante, 150 i partecipanti dalle diocesi di Genova, Chiavari e La Spezia. Festa di Santo Stefano a Lavagna, viviamo così intensamente la fede da rinunciare a tutto pur di non perderla, lo ha chiesto il Vescovo durante la messa. La Chiesa è opera di Dio e tutti ne facciamo parte. Nel celebrare la festa patronale di Rialto a Chiavari, Monsignor Tanasini ha invitato ad amare la Chiesa e a non giudicarla soltanto per i suoi limiti umani. A Camposasco batte il cuore della Chiesa. Dopo Nostra Signora della Neve, la comunità si prepara alla festa della Madonna della Cintura. La parrocchia è quindi dedicata alle origini del culto mariano in Occidente. Buonasera e bentornati a Noi Chiesa, l'approfondimento della nostra emittente sulle tematiche religiose del nostro territorio. In apertura parliamo del pellegrinaggio dei giovani liguri verso Roma, in cammino per risvegliare la fede. Questo possiamo dire il filo conduttore di questo percorso che porterà i ragazzi a Roma, dove sabato e domenica ci sarà il grande incontro con il Papa in vista del Sinodo. 150 giovani delle diocesi di La Spezia, Chiavari e Genova che in questi giorni si sono messi in cammino da Rapallo a Portovenere prima della discesa verso la capitale. Tanti i desideri, gli spunti di riflessione, dal fare casa all'ascolto, al prendersi cura dell'altro. Partiamo proprio da qui, dagli spunti di riflessione, con le interviste di Don Luca Sardella. È partito il cammino interdiocesano alla volta di Roma. Per molti è anche un'esperienza di cammino interiore, quasi una scommessa per la propria vita. Fare questi percorsi insieme, provenendo anche da varie esperienze ecclesiali, è un modo con cui Dio ci vuole dire qualcosa e vuole raggiungere il cuore di questi ragazzi qui. Partire è sempre un po' un'avventura particolare, ecco. Intanto bisogna vincere una certa ritrosia, staccarsi un po' dalle proprie comodità, ad andare verso qualcosa che comunque è sconosciuto, e quindi è già un atto di fiducia, di fede. Poi è necessario così anche mettersi in moto sia dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista, diciamo così, interiore, quindi la disponibilità di incontrare nuove persone, ad affrontare nuovi stimoli ed anche, per chi è credente, ad ascoltare la voce del Signore, che senz'altro in questi giorni parlerà al cuore di chi lo vorrà ascoltare. Che cosa ti aspetti personalmente da questi giorni? È quello di raccogliere così da questi ragazzi delle idee, degli stimoli da poter poi portare al Santo Padre e ai Vescovi, che saranno invitati a ragionare sul servizio che la Chiesa può fare ai giovani e con i giovani. Come è possibile, partendo anche dalla vostra esperienza del Sermig, aumentare, affinare questa sensibilità del fare casa nel mondo giovanile? Insegnando loro il perno che è l'ascolto. L'ascolto consente di avvicinare le persone e dare loro casa. Qualunque persona tu ti possa trovare a fianco. Dicendo qualunque persona, però partiamo dalle esperienze fondamentali, cioè in famiglia, staccarsi dai mezzi di comunicazione che sono telefonini, tablet e tutto il resto, e cominciare a fare casa con le persone che hai accanto, a scuola, in ufficio, per poi aprire il cuore a tutte le occasioni e tutte le storie che incontri nella tua vita. Che tipo di casa cercano i giovani? I giovani cercano una casa vera, sono mediamente stufi di sentire parole e vogliono cercare testimonianze concrete, quindi noi abbiamo una responsabilità pazzesca, perché dobbiamo dar loro la certezza che quello che ascoltano sia vero. Se questo è vero, loro si danno al 100%, e quindi a quel punto sono loro che convincono gli adulti che il percorso è fattibile, che si può fare una vera rivoluzione H24 dell'accoglienza e essere casa. E gli adulti come possono accompagnare i giovani nel aiutarli a riscoprire questa dimensione di appartenenza ad una casa grande, come può essere il mondo, come può essere la presenza dell'altro nella propria vita? Gli adulti devono essere anche loro veri al 100%. Mettersi in testa che la responsabilità è grande e non si può barare mai, perché recuperare un passo falso è difficilissimo
e poi avere l'umiltà di imparare anche dai giovani, perché se i giovani si mettono in gioco e noi, nonostante i nostri muri, le nostre difficoltà, riusciamo a seguirli, ad accompagnarli, a prendere anche coraggio da quello che fanno, abbiamo già cambiato il mondo. Che i giovani siano disponibili a prendersi cura di qualcuno quando c'è bisogno è cosa ovvia, ma quanto questa esperienza può tradursi in un arricchimento della propria vita interiore? La nostra esperienza come Caritas ci ha dato proprio l'idea di come sia importante per la crescita, per la maturazione dei ragazzi, quello di confrontarsi con gli altri, confrontarsi col prossimo, confrontarsi anche con situazioni difficili, farsi carico della sofferenza degli altri, e in questo ci hanno sempre stupito, nel senso che la cosa bella è che molto spesso i giovani, con il loro punto di vista magari diverso, anche con certe volte la loro inesperienza, incoscienza, riescono ad affrontare delle situazioni, a farsi carico di situazioni che sono veramente difficili, però forse anche questa loro libertà di pensiero, questo entusiasmo che hanno li aiuta nell'avvicinarsi alle persone, e le persone stesse, magari le persone che si rivolgono ai nostri servizi, di fronte alla stessa cosa offerta però da un giovane, sono molto più disponibili, ecco, ad accogliere anche l'aiuto. C'è una sistematicità dei giovani nel prendersi cura di qualcuno, o oggi, in base alla vostra esperienza, si va più a spot, in base magari alle situazioni che creano più emozioni al momento? Sicuramente c'è una percezione anche di un attivismo una tantum, però nel corso degli ultimi anni, grazie anche a alcuni progetti fatti con le scuole di rilievo regionale, fatti insieme alle altre diocesi, abbiamo notato che sempre più ragazzi, dagli incontri, dalle proposte, danno poi seguito al loro impegno in forme anche aggregate. Per esempio noi su Spezia abbiamo un gruppo ormai di 100 volontari che nasce da una proposta che abbiamo fatto insieme a degli insegnanti di un liceo, del liceo scientifico Pacinotti, che ormai da 4 anni raccolgono alimenti in favore di parrocchie, mense, centri di distribuzione, e lavorano in completa autonomia, nel senso noi abbiamo dato un supporto iniziale, ma da quel momento è stato un contagio e si passano soprattutto l'impegno di generazione in generazione. Il pellegrinaggio è stata anche l'occasione per ascoltare le parole dei pastori della Chiesa, Monsignor Nicolò Anselmi, Monsignor Alberto Tanasini, ma anche per condividere momenti di gioco, di divertimento, di svago. Per alcuni è stato un momento propizio per vivere la bellezza dell'essere famiglia. È il momento dunque di ascoltare le tante testimonianze raccolte in questi giorni di cammino. Tra queste la bella testimonianza di una coppia di sposi che ha deciso di dedicare parte del proprio tempo a questo servizio. Ascoltiamo le interviste allora e poi ci ritroviamo in studio. C'è tanto entusiasmo tra i giovani partecipanti al cammino. Qual è il desiderio di fondo che ti ha spinto a metterti in gioco? Volevo conoscere persone nuove e speravo che mi potesse essere utile per ravvivare un po' la mia fede, e volevo vedere cosa questo cammino nuovo cosa mi potesse portare. Mi ha spinto il desiderio di ritagliarmi un po' di spazio per stare con Dio in modo un po' più profondo e per stare con gli altri in modo più intenso, perché poi nel quotidiano a volte ci si perde un po', e quindi l'entusiasmo è davvero coinvolgente. Per me è la prima volta e sono molto entusiasta di questo, perché ho avuto testimonianze durante gli anni di questi eventi e tutti sono molto contenti di partecipare, allora anch'io mi sono voluto mettere in gioco, però mi sembra che questo evento abbia tutte le carte in regola per lasciarmi grande gioia, comunque nuove idee a fine settimana. Spero di tornare profondamente cambiato dopo questa esperienza. Che desiderio del cuore ti ha spinto a metterti in marcia? Ma io ricordo una frase che ci disse Papa Francesco alla GMG, dove ci disse appunto per seguire Gesù noi dobbiamo cambiare le nostre scarpe, prendere degli scarponi e seguirlo, e noi diciamo che lo stiamo facendo. Noi stiamo camminando dei sentieri con tanta fatica, però penso che lungo questi sentieri Gesù ci parla. Se mi ha spinto di venire qua proprio questa frase di Papa Francesco, che me la porto nel cuore, che è stato un momento speciale della GMG di Cracovia. Che cosa ti aspetti da questi giorni? Sicuramente mi aspetto un cementarsi di tutti questi ragazzi che si riuniscono per queste esperienze, per costruire, ricollegandomi alle citazioni della GMG di Cracovia di Jacopo, per costruire incendiare le nostre città
come ci aveva esortato il Santo Padre. È un cammino intenso e ricco di aspettative per i 140 giovani delle diocesi di Chiavari, La Spezia e Genova. Questa mattina è ripreso con l'allegria, l'entusiasmo, il sudore di questa calda estate. La prima giornata si è conclusa nel seminario vescovile di Chiavari, dove il gruppo è stato accolto e ha potuto ringraziare il Signore nell'Eucaristia celebrata in cattedrale. Qui Monsignor Nicolò Anselmi ha ripreso alcuni spunti emersi nel corso della mattinata dalla riflessione proposta da Don Mario Rolando. Monsignor Anselmi ha sottolineato 3 aspetti: l'esperienza di bellezza che ogni cristiano vive perché è abitato da Gesù, il desiderio di ciascuno di essere riconosciuto dal mondo, ma prima di tutto da Dio, il quale affida a tutti compiti straordinari. Infine l'appartenenza a Dio che non si dimentica mai di noi. A volte siamo preoccupati, ansiosi su quello che sarà della nostra vita, su quello che dobbiamo fare noi. Ma prima che facciamo qualcosa noi, fa qualcosa Lui nella nostra vita. E allora ci facciamo proprio l'augurio di lasciare che Lui lavori, che Lui presente dentro di noi trasfiguri la nostra esistenza e la faccia diventare bella e santa come la sua. Tante le aspettative che già dalla prima giornata di cammino sono emersi nei gruppi di lavoro. Io credo che le aspettative siano abbastanza alte, in fondo è un sinodo interamente dedicato ai giovani in cui gli è stato chiesto in prima persona durante questo anno di mettersi in gioco, di rispondere a delle domande, di chiedersi un po' che chiesa vogliono, che chiesa sognano, e andare a Roma dal Papa a pregare su questo credo sia una questione fondamentale, importante. Ma diciamo risposte positive, risposte che possono magari stimolare anche i vescovi al sinodo per proposte nuove all'interno della Chiesa, perché i giovani ovviamente hanno bisogno anche di dare la loro opinione e anche di rispondere alle provocazioni che la Chiesa fa, insomma. Seguire e coinvolgere un giovane oggi, che cosa servirebbe secondo te? Ma secondo me la Chiesa fa già tanto, però diciamo che dobbiamo metterci noi in prima persona, noi giovani, e loro cercare un po' di svecchiare un po' il metodo. Poi nel senso, tutto viene da sé, cioè, Gesù aiuta secondo me. La chiesa di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante è stata quanto mai la dimora appropriata per la seconda tappa del cammino dei giovani liguri diretti a Roma. Nazareth è infatti la casa dell'infanzia, della giovinezza e della prima maturità di Gesù, una casa dove i giovani sono chiamati ad entrare per familiarizzare con Gesù e sentirlo sempre accanto. L'invito del vescovo Alberto Tanesini nell'Eucaristia presieduta al termine della giornata è stato proprio questo. Noi siamo chiamati a nostra volta a entrare nella casa di Gesù, cioè entrare in familiarità con Lui. Questo significa prima di tutto che Gesù è vivo, è qualcuno che si occupa di noi, che ci accoglie. In un clima di grande familiarità si è assistito anche ad una sorta di passaggio di testimone tra il vescovo Alberto Tanesini, per anni delegato alla pastorale giovanile della Conferenza Episcopale Ligure, e Monsignor Nicolò Anselmi, vescovo ausiliare di Genova, che ha ricordato il cammino percorso e gli insegnamenti ricevuti. Ci ha insegnato così la bellezza di camminare insieme, tutte le diocesi della Liguria, abbiamo sempre partecipato insieme a questi eventi, ad amare la Chiesa, anche a rispondere agli inviti del Papa e a farlo coralmente, per cui la ringrazio di cuore per tutti questi eventi. È stato bello farlo quando potevo ed è stato bello passare il testimone a questo confratello che è un amico carissimo. Di queste 2 giornate di strada, quali intuizioni ti stai portando nel tuo zaino? Allora, sicuramente l'apertura, perché a non rimanere solo nei gruppi delle diocesi, delle parrocchie, ma ad aprirsi agli altri e anche a vivere e cercare di trasformare questi momenti anche di fatica in gioia e entusiasmo da portarci dietro per tutta la settimana e portarli fino dal Papa.
Come pensi di ritornare a casa dopo questa esperienza? Allora, sicuramente penso di tornare a casa più sicura di me stessa, perché io a volte sono un po' timida e conoscendo nuove persone mi sento libera di esprimermi, e poi anche quando andremo a Roma a incontrare il Papa, che è la mia seconda volta che incontro il Papa a Roma, sicuramente mi sarà rimasto qualcosa da questo campo e tornerò sicuramente cambiata. Alessandro, come stanno andando queste giornate di strada? Sono abbastanza faticose, il tragitto più o meno è abbastanza in salita quasi sempre, però comunque siamo un bel gruppo, abbiamo fatto nuove amicizie, nuove conoscenze e ho conosciuto nuove persone di nuove parrocchie e comunque anche un bel cammino spirituale, e queste 2 giornate sono state molto belle e spero che anche le prossime siano altrettanto. Che tipo di risposta vorresti avere da queste giornate? Diciamo che io sono venuto a questo campo, questo viaggio, soprattutto per mettermi in gioco e per scoprire nuovi lati di me stesso e anche per fare delle nuove amicizie e nient'altro, per mettermi in gioco, diciamo. Marco e Francesca, siete sposi da neanche un anno, avete scelto di condividere insieme questo cammino come famiglia. Perché? Innanzitutto abbiamo scelto di condividere questo cammino perché ci siamo conosciuti nel servizio e quindi da sposati continuiamo il nostro servizio con ritmi un pochino diversi, però vogliamo comunque portare avanti. Abbiamo scelto insieme di portare avanti questo servizio e di farlo anche come famiglia, come coppia sposata. Non è facile perché comunque nel mondo fare famiglia non è proprio all'ordine del giorno, però ci si prova cercando insomma di fare della famiglia una piccola chiesa, come diceva Carlo Carretto. E cosa vi sta regalando questo pellegrinaggio? Sicuramente il pellegrinaggio, come sempre, dona la capacità di mettersi un pochettino in gioco nelle fragilità e nelle debolezze e anche nelle bellezze, quindi sicuramente questo, oltre alla possibilità di vivere un momento di comunione e di sinodalità tutti insieme. È un modo per affrontare le fatiche insieme, per cercare di condividere, no? Anche nelle cose pratiche, nello zaino, tutte queste cose piccole, anche un po' la quotidianità che poi in realtà viviamo tutti i giorni, e poi andare comunque insieme dal Papa, da sposati, insomma, è anche questa una cosa che non l'abbiamo ancora fatto da sposati, l'abbiamo fatta prima ma lo facciamo anche adesso. Nella giornata di venerdì l'arrivo a Portovenere, dove c'è stata la celebrazione della messa e poi in serata il concerto del Gen Verde. Anche in questo caso i ragazzi sono arrivati a quest'ultima tappa in Liguria con grande entusiasmo. Sentiamo ancora le interviste di Don Luca Sardella. Nell'ambito della quinta giornata di cammino viene proposta a tutti i giovani della Liguria la testimonianza di Alberto Michelotti e Carlo Grisolia. Che cosa hanno da dire al mondo giovanile di oggi? Anche se sono dei giovani che comunque sono morti 30 anni fa, anche 40 tra poco, hanno comunque una testimonianza sempre attuale sul fatto che comunque loro vogliono farsi santi insieme e di conseguenza questa cosa porta anche tutti i giovani, soprattutto anche questi giovani che sono qua oggi, a dire facciamo questo cammino insieme non soltanto per raggiungere una meta materiale ma anche una meta più alta.
Quali erano le caratteristiche in breve della loro vita? Allora, Alberto era più un ingegnere, era una persona molto intelligente, un leader nato per natura che coinvolgeva le masse, i suoi amici, e Carlo era più un artista, un poeta, suonava la chitarra, però pur avendo personalità che si potrebbero dire differenti, si sono trovati molto tra di loro e insieme sono andati avanti poi nella loro vita. E diciamo che Alberto era anche un appassionato di montagna e poi questa passione purtroppo ha portato anche alla sua morte, perché poi lui è caduto durante una scalata di un monte e il giorno praticamente del suo funerale è stato forte per i suoi amici notare come non ci fosse Carlo presente, ma per il fatto che gli era stato diagnosticato un tumore e quindi ha vissuto gli ultimi 40 giorni della sua vita, che poi distanziano la morte di Alberto dalla morte di Carlo, in ospedale. Ma la cosa che ha colpito molto i suoi amici è che, essendo in ospedale, essendo comunque avendogli diagnosticato una malattia che sarebbe stata poi mortale, lui ha sempre accolto tutti con un sorriso, ha sempre fatto sentire tutti a casa, non ha mai dato l'impressione di essere un malato in un letto ecco. E per quanto riguarda, diciamo, la loro vita spirituale, io direi che la loro spiritualità è stata molto anche terrena, nel senso che amavano molto il prossimo, colui che gli stava accanto, senza andare a pensare tanto in là nel futuro. Loro vivevano l'attimo presente con la persona che si ritrovavano in quel momento vicino. Che cosa significa per la tua esperienza accorgersi della fedeltà di Dio dentro un cammino di fede condiviso? Allora, è fondamentale condividere un percorso di fede e la nostra vita è fatta di relazioni, quindi la cosa fondamentale è capire a un certo punto che in una relazione di amicizia, in famiglia, puoi anche condividere Gesù. È una cosa fondamentale perché puoi condividere davvero le tue emozioni, davvero come stai, davvero come ti senti, senza sentirti solo. Tanti di noi abbiamo fatto l'esperienza con una conversione magari lampo, fantastica, senza però poter condividere subito con qualcuno che poteva capire quello che stavamo vivendo. E invece poterlo fare in un contesto del genere, non soltanto nella nostra comunità ma tra tutti i cristiani, vivendo il Vangelo a lettera, è fondamentale per non nasconderci, per non raccontarcela e dire la verità di quello che siamo, senza paura e sapendo che c'è un Dio che ci ama così come siamo. E quindi la fedeltà di Dio è proprio questa, che la sua promessa è: sei te stesso, io ti amo così come sei. E l'esperienza fondamentale è dividerla con gli altri, condividerla con gli altri, fa in modo che questa promessa diventi concreta. Bene, siamo giunti in conclusione di questa lunga pagina dedicata al pellegrinaggio dei giovani verso Roma. Vediamo allora gli appuntamenti del fine settimana. Iniziamo da domani, sabato 11 agosto, alle 18:30, la grande veglia con il Papa al Circo Massimo a Roma. Saremo in diretta a partire dalle 18:30 sul canale 15 di Telepace. E poi domenica mattina 12 agosto alle 9:30 la messa in diretta da Piazza San Pietro, presieduta dal presidente della CEI Monsignor Bassetti, a seguire l'arrivo di Papa Francesco, l'incontro con i giovani e poi la recita dell'Angelus. Anche questo in diretta su Telepace 1 al canale 15. Andiamo avanti con gli altri temi di Noi Chiesa. Andiamo a Lavagna, che ha celebrato il titolare della Basilica cittadina, Santo Stefano. La messa è stata celebrata dal Vescovo, che ha messo in luce l'importanza di tenere viva la propria fede. Al centro della riflessione i tanti cristiani che ancora oggi scelgono di morire o di lasciare il proprio paese piuttosto che abiurare. Vediamo il servizio. Viviamo così intensamente la fede da rinunciare a tutto pur di non perderla? È la domanda che il Vescovo ha rivolto ai fedeli in occasione della festa di Santo Stefano a Lavagna. Analizzando il martirio del primo diacono cristiano, Monsignor Tanasini si è soffermato sull'importanza di non lasciare assopire la fede. Il martire, ha detto, è colui che mette la fede al di sopra di tutto e la fedeltà a Cristo sino alla fine. Niente può essere messo a confronto con questo dono ricevuto. Noi, ha dunque domandato, siamo disposti a vivere fino a questo punto? Il pensiero è andato ai recenti fatti di cronaca, a chi ha perso la vita pur di non tradire Cristo. Piuttosto che abiurare alla fede in Cristo Gesù, hanno preferito che venisse loro mozzata la testa. Li abbiamo visti inginocchiati mentre aspettavano il loro turno. Abbiamo visto coloro che, sempre per essere fedeli alla propria fede cristiana,
hanno lasciato tutti i beni, sono diventati profughi, sono ammassati in campi di raccolta e la cosa che colpisce è la gioia di avere dato testimonianza a Cristo a così alto prezzo. E noi saremmo disposti a fare così? Vivere la fede in modo più profondo è uno dei punti cardine delle linee guida dell'Assemblea Sinodale di giugno. Parlando del martirio di Stefano, il Vescovo ha colto l'occasione per ribadire il concetto con l'invito a tenere alta la guardia. È vero, c'è un momento, nei momenti difficili c'è la grazia del Signore che interviene, sostiene e illumina, però rimane il fatto che se grazie a Dio non siamo in quelle condizioni, questo non deve far languire la nostra fede, non deve ottenebrare la luce dell'incontro con Cristo, la forza dell'amore a Cristo. Ecco, questo ci ricorda il martirio di Santo Stefano. Al termine della messa, la processione per le vie di Lavagna con la Cassa del Santo e i crocifissi. E ora parliamo della solennità della Madonna della Neve in 2 parrocchie del nostro territorio. Andiamo subito a Rialto, a Chiavari, dove il Vescovo ha presieduto la messa. In questa occasione ha invitato a sentirsi orgogliosi di appartenere alla Chiesa e ad amarla e a non giudicarla soltanto per i suoi limiti umani. E poi ci spostiamo a Camposasco, nel comune di San Colombano Certenoli, con la messa celebrata dal parroco Don Franco Brioni, il quale ha sottolineato il legame con alcune vicende storiche con la Chiesa universale. Vediamo entrambi i servizi. La celebrazione della Madonna della Neve ha il suo fondamento nella dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Edificata durante il pontificato di Papa Liberio, fu ricostruita da Papa Sisto III, che la dedicò al culto della Madonna, la cui divina maternità era appena stata riconosciuta dal Concilio di Efeso. Passaggi ricordati dal Vescovo durante la messa a Rialto. Monsignor Tanasini ha messo in luce l'evento che ricorda il rapporto tra la Vergine e la Chiesa. Maria, ha sottolineato, ne è madre, di cui l'invito ad amare la Chiesa, a sentirsi parte del suo mistero, nonostante l'occhio spesso critico della società di oggi. Amiamo questa Chiesa dunque, con grande dolore vediamo i nostri giorni abbandonare la Chiesa, vituperare la Chiesa, perché si guarda soltanto ai difetti degli uomini della Chiesa, difetti anche gravi, ma la Chiesa è di più degli uomini della Chiesa. La Chiesa è più grande, la Chiesa è più profonda. C'è una parte della Chiesa che è gloriosa e Maria, nella gloria del cielo, rende presente la Chiesa nel cielo. Durante la messa, 2 ragazzi hanno ricevuto il sacramento della Cresima. Il Vescovo li ha invitati a sentirsi orgogliosi di far parte della Chiesa. La festa a Rialto prosegue oggi con la grande cena che coinvolge tutta la comunità e un buon numero di volontari. Per quale motivo hai cominciato a fare il massaro? Perché mi piace, io sono stato 45 anni in Olanda e sono venuto a abitare qua perché mi piace, faccio il massaro per tenere su un po' la vecchia usanze. È bello tenere sulle vecchie usanze, se dunque si sta perdendo tutto. La parrocchia è piccola, però diciamo che siamo abbastanza. Il motore principale ovviamente è Don Pio, che ormai è da più di una decina di anni che è qui. È stato lui che ha ricreato la festa che si era andata un po' perdendo, l'ha ampliata, l'ha sviluppata e piano piano ha creato una serie, diciamo, di ingranaggi che cercano di muoversi anche da soli, diciamo, quindi siamo un po' di volontari, chi fa la cucina, chi organizza, chi fa, e si riesce a mettere in piedi, diciamo, una bella cena qui sul piazzale della chiesa, ecco. Nella piccola comunità di Camposasco, a San Colombano Certenoli, batte il cuore grande della Chiesa. La parrocchia infatti è intitolata Santa Maria della Neve, mentre la sua patrona è la Madonna della Cintura, il simbolo consegnato dalla Vergine a Santa Monica. I riferimenti sono stati spiegati dal parroco Don Franco Brioni domenica nel giorno della festa. È, ha detto, una parrocchia dedicata dunque alle origini del culto mariano in Occidente.
La festa della Madonna della Neve, infatti, si fonda nella dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Per noi di Camposasco è un onore, ha spiegato Don Brioni nell'omelia, tutta la nostra comunità è affidata alla Madre della Chiesa. Per noi è particolarmente preziosa perché facciamo memoria proprio della dedicazione della nostra parrocchia, quindi la titolare della nostra parrocchia è proprio la Madonna della Neve ed è un'occasione nella quale tutta la comunità si riunisce in un modo molto semplice, fraterno e anche gioioso per condividere quello un po' che è il cammino di questo percorso di comunità. I fedeli si sono ritrovati per la messa mattutina celebrata dal parroco. Al termine è seguito un momento tradizionale di festa. La preparazione è legata soprattutto alla liturgia, per cui vuol dire preparare bene i canti, preparare bene la Santa Messa e condividere l'Eucarestia con un cuore affidato. Ecco, semplicemente questo, sempre facendo riferimento a Maria come Madre della Chiesa, che per tutti è riferimento e guida. La zona pastorale di Levi Camposasco si prepara ad altre 3 feste, quella di San Gaetano domenica 12 con la messa alle 9:30 e il Vespro alle 17:30 con la processione. La festa patronale di San Bartolomeo del 24 agosto con la prima messa domenica 19 alle 11:30 e a seguire il pranzo in parrocchia al quale ci si può già iscrivere. Infine la Madonna della Cintura domenica 2 settembre con l'inizio del Triduo il 30 agosto. Prima di lasciarci vediamo la lunga pagina di appuntamenti per i prossimi giorni. Iniziamo dalla solennità di Santa Chiara al convento delle suore Clarisse di Levi. Domani 11 agosto le lodi alle ore 8 del mattino, la messa alle ore 9 e poi i vespri il pomeriggio alle ore 18. Festa di San Gaetano nella parrocchia di Camposasco a San Colombano Certenoli. Domenica 12 la messa del mattino alle 9:30, al pomeriggio alle 17:30 il vespro e la processione. La liturgia sarà presieduta da Don Gianluca Trovato, rettore del santuario di Montallegro. Festa della Madonna dei Fiori a Pezzonasca di Moconesi in Val Fontanabuona. La messa dalla cappellina sarà domenica 12 agosto alla sera alle 20:45. Poi la solennità di San Pellegrino nella zona pastorale di Carasco, siamo nella parrocchia di Santa Maria di Sturla. Domenica alle ore 18 ci sarà la messa in parrocchia, seguirà la processione con l'Arca del Santo e la supplica al Santo. La parrocchia di Sant'Ambrogio di Zoagli in questi giorni si è preparata alla festa di Nostra Signora della Salute. Il giorno della festa è proprio domenica 12 agosto. Alle 10 ci sarà l'offerta dei fiori dei bambini alla Vergine, alle 10:15 la messa solenne. Poi alle 18 ancora la messa con la processione con l'Arca della Madonna. Seguirà un momento conviviale allietato dalla musica al di fuori della chiesa. Veniamo ora alla solennità dell'Assunta a Portofino e Nozzarego. La vigilia di preghiera martedì 14 agosto alle 21:15 all'oratorio dell'Assunta di Portofino con l'adorazione eucaristica e anche la possibilità per le confessioni sino a mezzanotte. Il giorno della festa, mercoledì 15 agosto, alle 10 al santuario di Nozzarego la messa del mattino, alle 18 invece a Portofino all'oratorio dell'Assunta la Santa Messa solenne. Riva Trigoso festeggia la Madonna del Buon Viaggio, martedì 14 agosto alle 20:30, la messa della vigilia presieduta da Don Stefano Mazzini, vicario generale della diocesi, poi mercoledì 15 agosto al mattino alle ore 10 la messa presieduta dal vescovo diocesano Monsignor Alberto Tanasini. In serata alle 20:30 il canto dei Vespri e la processione. Festa dell'Assunta anche al santuario di Montallegro, martedì 14 agosto la vigilia alle 23:15, il ritrovo dal cancello del viale Alberato e la preghiera del Rosario. A mezzanotte ci sarà la Santa Messa celebrata da Don Cristiano. Mercoledì 15, poi il giorno della solennità, alle 8 la messa celebrata dal Rettore, alle 10 la messa celebrata da Don Cristiano, alle 11:30 ancora la messa celebrata da Don Mario Stigoni, canonico della Cattedrale di Chiavari, alle 16 il canto dei secondi vespri e alle 17 la messa celebrata dal Rettore Don Gianluca Trovato.
E concludiamo con la solennità in onore di Nostra Signora Assunta nella parrocchia di Santa Maria del Campo a Rapallo. Martedì alle 18 la messa presieduta da Don Mauro Gandolfo, vicario episcopale per la cultura e la formazione. Poi mercoledì 15 le messe del mattino alle 8 e alle 10:30, alle 20 la messa presieduta dal vicario generale della diocesi, Don Stefano Mazzini, alle 20:45 la processione. Questo momento sarà presieduto da un altro momento particolare, la cerimonia di benedizione della nuova bandiera, un momento organizzato dal Comitato Fuochi Santa Maria e che si svolgerà martedì 14 agosto a partire dalle 11:30. Occorre anche ricordare che in questi giorni di festa a Santa Maria del Campo sono aperti gli stand gastronomici per dei momenti quindi conviviali anche con musica live da domani sabato 11 sino a martedì 14 agosto. Bene, si conclude l'appuntamento con Noi Chiesa, ci ritroviamo venerdì prossimo, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di Telepace, arrivederci.